Dai, saluti, buona giornata. A voi, saluti. Bene. Levico Terme, Roma. Claudio Preghenella, Guido Martello e Giuseppe Romano, amici cicloturisti, in Levico, Roma, percorrendo la via Romea. Prima tappa Levico-Padova, 120 km. 16 maggio 2019.
conteneva Guido, Giuseppe e Claudio fermi per riparare una foratura. Notando le loro borse da viaggio, incuriosito, chiedo a loro da dove sono partiti e dove stavano andando. Mi risposero che erano partiti da Levico e andavano a Roma, percorrendo la via Romea. Questa sera ci fermiamo a Padova. Inoltre mi dissero che l'anno scorso, 2018, sempre in bicicletta, sono andati a Santiago di Compostela, percorrendo il cammino francese. Il video si limita solo al percorso Camasole-Piazzola sul Brenta, lungo la ciclovia Fiume Brenta, percorso assieme a loro, ed è caratterizzato da pause frequenti per consentire la visione di scorci naturalistici che offre il fiume Brenta.
Sì, 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 sì. Vedete.
Buongiorno. Dai Pino! A nessuno mi viene in mente di fare in bicicletta nella zona? No. Con il filo del movimento qua.
qui ci sono le tartarughe, se volete vederle. Qui sulla destra, dopo il ponte. Oh, pensavo che avesse tartarughe sulla destra qua. Qui, sul laghetto qui dentro, se volete vederle. Dentro qua? Sì. Una piccolina. Ma ce ne sono, ne hanno visto anche una trentina.
Occhio, scusa. Come voi oggi.
perso la... Hai perso qualcosa? No, siamo qui il Gambaraga. Bello. Andrea Mantegna nasce all'isola di Catturo, chiamata dal 1963 Isola Mantegna, frazione di Piazzola sul Brenta, agli inizi del 1431. Muore a Mantova il 13 settembre 1506. È stato un pittore e incisore cittadino della Repubblica di Venezia. Guido Martello, artista contemporaneo, pittore e scultore ceramista di Levico Terme, Trento. Qui a sinistra si va per Padova, questa è la ciclabile. No, proseguite, dopo contornate, sapete che è questa?
Camassole Piazzola sul Brenta. Il percorso visto. Claudio, Guido e Giuseppe proseguono per Padova. Domani la seconda tappa per Roma, lungo la via Romea. Buona continuazione a voi.